La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la lettura un mezzo fondamentale di sviluppo culturale, economico e sociale per le persone e in particolare uno strumento di accrescimento cognitivo e relazionale per bambini e adolescenti. Lo scorso 7 giugno è stato infatti sottoscritto dall'Assessorato alla Cultura, all'Istruzione e alla Salute il nuovo accordo multisettoriale 2018-2020 per la promozione della lettura, Leggiamo 018, con dotazione di 1.080.000 euro per tutto il triennio. Leggiamo 018 promuove la lettura in famiglia fin dalla nascita, favorisce un ambiente educativo ricco di storie e di libri anche attraverso la lettura ad alta voce e la narrazione in ambito familiare, scolastico ed extrascolastico. I partner del progetto sono il Consorzio Culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatra Onlus, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione Culturale Pediatri e l'Ufficio Scolastico Regionale. Tra le azioni per il 2018 rientra il progetto La Tribù che legge, rivolto alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. La tribù che legge. La tribù che legge significa avere una storia nel cuore e avere voglia di condividerla. In uno spazio accattivante e irresistibile che è quello di un accampamento. Tutte le tende le abbiamo cucite a mano, sono una diversa dall'altra. Come una diversa dall'altra sono le storie e una diversa dall'altra sono le avventure che ci portano a diventare lettori. La storia di ognuno di noi, come siamo cresciuti leggendo, è una storia molto particolare e differente ed è per questo che abbiamo creato queste ambientazioni molto diversificate. Sono tende multisensoriali, alcune sono pelose, altre sono coloratissime, altre sono buie, ci sono quelle con le nuvole, ispirate a opere d'arte, ma soprattutto a creare un'ambientazione suggestiva e piacevole dove stare a tu per tu con chi legge, chi non legge e chi speriamo presto leggerà. Funziona così, ci sono tante tende. Noi abbiamo un po' di tempo. I nostri amici adesso vi accompagneranno nella loro tenda. Ma solo per un pelo, così Sette decisero di chiamare il topolino per raggiungere la luna. Bastava infatti veramente poco. Se per questo strilla l'uccello, la cosa più importante è avere le ali. Nessuno può raggiungerti se voli in alto. Forse così pensarono gli altri. Ho trovato! Grida fuori di sé dalla soddisfazione e si mette a svolazzare di fiore in fiore, purché questa volta siano di tutti i colori. Immergiti sempre più in profondità. Chiunque faccia ciò che realmente vuole fare può sentire la gioia. Siamo presenti in tantissime scuole della nostra regione, più di 70, sono le attività che fino a marzo si svolgeranno. Significa oltre 2.000 bambini coinvolti, con i loro insegnanti, le loro famiglie, quindi una grande, vastissima tribù. Grandi della scuola dell'infanzia. Facciamo un applauso ai nostri amici che ci hanno regalato queste storie. Direi che però anche noi amici di tutto dobbiamo fare un applauso a questi bravissimi ascoltatori della scuola dell'infanzia.